pomeriggio, ben ritrovati ad una nuova edizione del TG Flash di New Sicilia. In apertura le condanne disposte con la sentenza del Tribunale di Caltagirone nel processo nato a seguito delle indagini dei carabinieri sulla processione del Venerdì Santo del 25 marzo 2016 a San Michele di Ganzaria nel Catanese per l'inchino davanti alla casa del boss mafioso Francesco La Rocca e ritenuto un membro di Cosa Nostra. Sono circa 80 gli anni di reclusione per 39 imputati. I reati contestati dalla DDA di Catania sono turbamento di funzioni religiose e istigazione a delinquere. A 30 imputati è anche contestata l'aggravante mafiosa. Ritenuto prescritto il reato di riunione pubblica non autorizzata, 3 degli imputati invece sono stati assolti perché il fatto non costituisce reato. E adesso ci spostiamo a Palermo, dove 2 ragazze di 18 e 19 anni sono state investite mentre attraversavano la strada sulle strisce pedonali in piazza Indipendenza. L'automobilista dopo l'impatto è fuggito, le 2 giovani sono state soccorse dai sanitari del 118 e trasportate all'ospedale civico dove sono in osservazione ma non sarebbero in pericolo di vita. I carabinieri sono ancora alla ricerca del conducente dell'auto. Per favorirne l'identificazione sono state acquisite le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella piazza. Non dovrà più essere congrua. La prima offerta che rifiutata farà perdere il reddito di cittadinanza. La Commissione Bilancio della Camera ha approvato l'emendamento riformulato a firma Lupi, Noi Moderati, che sopprime la parola congrua dal testo della norma, che prevede che i beneficiari del reddito decadano dal beneficio qualora non accettino la prima offerta di lavoro. Il testo licenziato approderà in aula a Montecitorio domani mattina alle 8, mentre il voto di fiducia è previsto per venerdì in mattinata. E rimaniamo sempre in tema di reddito di cittadinanza. Tornano in piazza i disoccupati palermitani percettori del sussidio proprio dopo la nuova stretta del governo Meloni sulla misura. I disoccupati tra i 18 e i 59 anni che possono lavorare, non hanno a carico minori, disabili o anziani, perderanno infatti il sussidio nel 2023 dopo 7 mesi. Per questo oggi i percettori sono scesi appunto a Palermo a manifestare, guidati da Davide Grasso, Toni Guarino e Giuseppe De Lisi. Questa era l'ultima notizia e il TG Flash ritorna alle ore 18 con nuovi aggiornamenti. A più tardi. Natale ad Acireale. Dall'8 dicembre all'8 gennaio nel centro storico mercatini, circuito dei presepi d'arte, la casa di Babbo Natale, la pista di pattinaggio sul ghiaccio, concerti musicali nelle chiese, laboratori, il trenino turistico natalizio, oltre a tante iniziative di solidarietà. Il 24 dicembre alle ore 20 Uzzukku, tradizionale accensione. L'amministrazione comunale augura buone feste.